Siamo in diretta da Castano Primo con Alfio Garavaglia, mister della Castanese. Allora mister, è arrivata una sconfitta oggi, ma al termine di una gara di grande solidità della sua squadra. Sì, certo, abbiamo fatto bene, abbiamo giocato alla pari con probabilmente la squadra più quotata per vincere il campionato e gli episodi l'hanno decisa, perché poi all'inizio del secondo tempo siamo partiti molto bene, abbiamo avuto due clamorose occasioni, il suo portiere è stato bravissimo e poi alla fine su questa palla deviata abbiamo preso la marcatura e abbiamo preso gol, però abbiamo giocato alla pari assolutamente. Ecco, sì, effettivamente la sua squadra ha fatto forse un po' più di fatica nel primo tempo, poi due grandissime occasioni all'inizio ripresa, è mancata un po' quella concretezza sotto porta che lei diceva anche settimana scorsa. Ma allora noi se lasciamo Carlo isolati contro due centrali così forti, lui fa fatica, cioè va in sofferenza. Il secondo tempo ha alzato di più Moretti, tant'è vero che poi nel secondo tempo abbiamo creato. È ovvio che quando giochi contro una squadra così solida in difesa non puoi lasciare solo un giocatore là davanti con Ruggeri che gli gira intorno. Abbiamo bisogno che qualcun altro si inserisca per metterli in difficoltà, tant'è vero che abbiamo fatto bene. E ora la settimana prossima un'altra gara molto difficile contro il Pavia. Abbiamo un ciclo difficilissimo, abbiamo Solbiatese, Pavia e Ardor Lazzate. Dobbiamo raccogliere qualche punto e sono convinto che se giochiamo così ce la faremo e poi arriveranno anche tutte quelle alla nostra portata e con questo atteggiamento, questo gruppo così sono sicuro che faremo bene. Noi le facciamo i nostri migliori auguri allora. Grazie mille mister. A voi. Grazie. Con Andrea Rota, mister della Solbiatese. Allora, un successo oggi, 1-0 in casa della Castanese, arrivato all'80° minuto. Quando si vince così nel finale è sempre una gioia speciale, immagino. Sì, sicuramente ci è già capitato un po' di volte quest'anno di dover arrivare alla conclusione della partita per sbloccare il risultato, però oggi credo che sia stata proprio la partita dove meritavamo assolutamente di sbloccarlo ben prima, perché sia il primo tempo che il secondo abbiamo avuto diverse occasioni, adesso non le ho contate, non mi interessa neanche tanto, per sbloccarlo. Purtroppo tra il portiere è bravissimo e la nostra ogni tanto qualche imprecisione nell'ultimo passaggio nel tiro non siamo riusciti a sbloccare il risultato che onestamente ce lo meritavamo già nel primo tempo. Detto ciò, poi abbiamo anche rischiato sull'unico tiro in porta della Castanese di capitolare. È stato bravissimo Giovanni a tenerci sullo 0-0 e poi onestamente la partita l'abbiamo fatta credo per 90 minuti, quindi credo che il risultato sia giusto, anzi forse un po' troppo striminzito. Dato una Solbiatese che ha concretizzato alla fine comunque una mole importante di occasioni create, è un segno di quello che lei diceva settimana scorsa, nonostante il pareggio col Saronno, lei aveva parlato di un gruppo maturo pronto per lottare per i primi posti della classifica. No, assolutamente, ma la partita di settimana scorsa mi ha dato e ha dato ai ragazzi soprattutto l'impressione di essere una squadra matura che ha gestito la partita per 70 minuti e poi anche nel momento della difficoltà, quando siamo rimasti in 10, ha saputo tenere botta. E oggi è una partita complicata contro una squadra che è in salute, che arrivava da alcuni risultati positivi e quindi non era semplice. È chiaro che la mole di gioco è stata notevole oggi e sono ancora più contento rispetto alla settimana scorsa. Vittoria Castano Primo contro una squadra che lotta per evitare la zona play-out, settimana prossima un'altra squadra tosta come il Verbano. Sì, andiamo in un altro campo difficile, sarà la terza trasferta consecutiva, campo sicuramente più stretto di questo, quindi sarà ancora più complicato trovare delle soluzioni, però adesso da martedì in poi inizieremo a pensare a questa partita. Grazie mille mister. Grazie a voi.